Buonasera, benvenute a questo incontro con il professor Andrea Ginsburg, che ringraziamo di essere qui con noi e di aver accettato il nostro invito per questa riflessione che stiamo cercando di costruire sui temi che riguardano la situazione socio-economico-politica nella quale ci troviamo tutti in questi giorni, in questo periodo. Due parole sul professor Ginsburg. Il professor Ginsburg è ordinario di politica economica, è stato uno dei fondatori della facoltà di economia e commercio di Modena. Lì ha insegnato politica economica a partire dagli anni 70 e ha lavorato anche in altre facoltà, ha fondato la facoltà di scienze della comunicazione sempre all'Università di Modena, e nei suoi studi si occupa di forme di continuità e cambiamento nelle strutture produttive, con una particolare attenzione ai temi dello sviluppo economico sul piano internazionale. Numerose sono le sue pubblicazioni sui temi dello sviluppo economico, del commercio internazionale, dei distretti industriali e sulla storia del pensiero economico. Il professor Ginsburg ha accettato il nostro invito a parlare di Albert Hirschman. Albert Hirschman è un economista che è mancato dicembre dell'anno scorso, un anno fa, che ha dato un contributo importante alla teoria fondamentale, alla teoria dello sviluppo economico. Hirschman è stato un pensatore originale nel quadro della teoria economica, è stato capace di spezzare i confini classici tra diverse discipline per arrivare a uno schema concettuale che connette economia, sociologia, scienza politica, psicologia, nel quale lui cerca di affrontare la complessità della realtà e nel quale cerca di trovare una spiegazione all'intreccio tra la dimensione individuale e quella della vita economica e sociale. Al professor Ginsburg chiediamo di parlarci di Albert Hirschman, che per molti studenti ormai è un ricordo, cioè nel senso che ai miei tempi ce lo insegnavano, oggi come dire è passato di moda, e in realtà è un pensatore che è di una fortissima attualità, e per questo gli chiediamo anche questo sforzo di riuscire a portarcelo nell'attualità di oggi e nella lettura della crisi economica che stiamo vivendo. Grazie a tutti. Grazie. Intanto vorrei partire dal titolo che mi è stato affidato, l'attualità di un dissidente. Ecco, ma dissidente rispetto a che cosa? Poi l'altro concetto è l'idea di sviluppo. Ecco, in che senso Hirschman ha dato un contributo all'idea di sviluppo? Ecco, queste sono le due cose di cui mi propongo di parlare. E potrei dire anche questo, che mi chiedo in che modo l'idea di sviluppo in Hirschman può essere associato all'idea di polis, cioè una struttura di attiva partecipazione degli abitanti liberi alla vita politica. Ecco, tutti i suoi scritti direi, si propongono di liberarci da gabbie mentali che costituiscono ostacoli alla comprensione della realtà, quindi anche ostacoli nell'adozione di tutte quelle azioni che sono necessarie per cambiare le situazioni di disagio inaccettabile, per costruire contrasti non fondati sulla retorica, sull'emozione, ma per quanto possibile sulla argomentazione ragionevole, e avviare quindi dialoghi costruttivi. Lui propone alcuni espedienti per sfuggire a questi costrutti globali, come li chiama lui, cioè ostacoli assoluti, dilemmi immaginari, sequenze che appaiono obbligate e necessarie, che invece forse sono costruite ma reversibili. Ecco, direi, è stato già detto qualcosa, ma dirò alcune cose rapidissime sulla vita di Hirschman per capire meglio il tipo di personaggio che abbiamo di fronte.
Ecco, era nato a Berlino da una famiglia ebrea, era stato attivo in gioventù fino a 18 anni nel movimento dei giovani democratici, anzi lui, la sorella racconta, la sorella Ursula, che ha avuto una parte importante anche nella sua biografia, racconta come nel gennaio del 1933, nello stesso giorno in cui i nazisti hanno preso il potere, c'è stato l'incendio del Reichstag, il ragazzo Hirschman, 18enne, e la sorella, un po' più grande, erano di fronte al palazzo dei comunisti, dopo essere stati di fronte a quello dei socialisti invano perché non c'era stato nessun segno di rivolta, sono andati avanti al palazzo dei comunisti sperando che ne venisse fuori una reazione, un qualcosa che in qualche modo testimoniasse la volontà di respingere l'assalto nazista. Di fronte al fatto che invece prevalsero allora l'idea di non accettare provocazioni, di non reagire perché questo avrebbe dato luogo a altre reazioni, eccetera, Hirschman, che era stato anche ricercato dalla polizia, fuggì a Parigi, ebbe quindi una vita tutta fuori dalla Germania e solo negli anni 80, credo, ritornò in Germania, non volle nemmeno parlare in famiglia il tedesco, per mostrare la sua distanza rispetto a questa esperienza drammatica che aveva vissuto. Allora ha studiato a Parigi economia, poi anche a Londra e è stato anche volontario nella guerra di Spagna dove è stato ferito e è stato attivo nella resistenza sia in Italia attraverso il suo cognato Eugenio Colorni, un filosofo che ha avuto un'influenza molto importante su Hirschman, ne parlerò forse se c'è il tempo, e questa fu la circostanza per cui Hirschman si laureò casualmente a Trieste, perché appunto Colorni insegnava in una scuola professionale a Trieste, quindi insieme che ha sposato la sorella Ursula. Ora, appunto si è laureato quindi in Italia Hirschman e poi dopo l'Italia è andato in Francia, ha aiutato numerose persone a fuggire negli Stati Uniti, tra cui era un'organizzazione che ha aiutato anche Hannah Arendt a fuggire negli Stati Uniti attraverso i Pirenei e poi il Portogallo e poi nel 1941 anche lui, dopo aver anche fatto il servizio militare in Francia contro i fascisti di Vichy, è emigrato negli Stati Uniti e nel 1945 ha pubblicato un libro importante con cui ha iniziato poi una carriera. Di questo libro poi parlerò più avanti, si chiama Potenza nazionale e la struttura del commercio estero. Ecco, dopodiché la sua carriera continua negli Stati Uniti sia come funzionario prima dell'americano, che aveva la delega per il piano Marshall nei problemi europei e anche italiani, e successivamente però si è interessato dei problemi dello sviluppo e lì ha pubblicato, appunto qui ci sono questi 3 libri che lui col senno di poi ha chiamato una trilogia unificata. Ora la cosa che volevo sottolineare è che questi libri sono stati pensati in maniera indipendente l'un dall'altro, però ripensandoci col senno di poi ho detto ma in fondo attraverso questi 3 libri ho cercato di dare un resoconto a tutto tondo di una epopea che era quella della industrializzazione dei paesi in via di sviluppo di quegli anni. Ecco, ma la cosa importante è che ognuno di questi libri è il frutto di un'esperienza. E questo è, per così dire, teorizzato da Hirschman, nel senso che il primo libro, il più importante, del 1958, è avvenuto dopo 4 anni di lavoro sul campo, anche il libro successivo è stato frutto di esperienze e osservazioni sul terreno in America Latina, e il terzo riguarda l'analisi dei progetti di sviluppo. Questi progetti di sviluppo erano in vari paesi, di vari continenti, America Latina, Africa, Asia, Europa meridionale, tra cui anche il mezzogiorno italiano. Ecco, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è un economista che in qualche modo ha pensato che tutte
elaborazioni teoriche hanno bisogno di partire da un'esperienza concreta. E infatti nella proprio prima pagina della prefazione di questo libro Strategia dello sviluppo economico, lui cita questa frase del filosofo Whitehead, che è secondo me importante per capire anche la distanza di Hirschman dagli altri economisti e quindi il suo primo dissenso, perché lui dice che in realtà l'unica giustificazione di ogni pensiero, qui non riguarda l'economia ma lui se lo utilizza dal punto di vista dell'economia, è la delucidazione dell'esperienza immediata, e quindi il punto di partenza è l'osservazione analitica delle componenti di quell'esperienza. In effetti i suoi libri sono costruiti a partire sempre da un'osservazione concreta e un tentativo di sviluppare a partire di quell'osservazione delle considerazioni che possono forse essere generalizzate, ma forse no. La generalizzazione non è qualcosa che si può stabilire a priori, ma dipende dalla realtà. Quindi c'è per così dire, un'opzione di umiltà nei confronti della realtà. È la realtà che ci dice come dobbiamo fare la teoria, è una posizione che richiama quella che in filosofia si chiama posizione di abduzione, associata al pragmatismo di Peirce, cioè il fatto che uno non è che arriva alla realtà con una grossissima armatura teorica per cui proietta sulla realtà questa armatura per vedere se convalida le proprie opinioni a priori. È il contrario, uno osserva con accuratezza la realtà e da lì cerca, naturalmente arriva con un bagaglio, ma cerca consapevolmente di non far pesare troppo il proprio bagaglio nel momento in cui fa teoria. E quindi questo punto perché è importante? Perché invece la teoria economica è in grandissima parte, in particolare la teoria cosiddetta ortodossa, marginalista o neoclassica, come si voglia, è invece basata sulla deduzione, cioè da alcuni principi astratti che si considerano essere, diciamo, cruciali, si deducono via via delle proposizioni e poi si vanno a verificare nella realtà. Quindi è un apparato teorico in cui l'aspetto induttivo è molto scarso ed è invece considerato quasi brutta empiria quella di introdurre delle giustificazioni basate sull'esistenza di ipotesi della realtà. Per esempio, il monetarista più importante, quello che ha sviluppato in maniera più estrema quella posizione di cui parlavo, si chiama Milton Friedman, sostiene che le ipotesi di partenza non è importante che siano realistiche, possono essere anche del tutto astratte e irrealistiche, perché quello che è importante è invece che le proposizioni che si derivano da quelle ipotesi anche astratte diano luogo a delle predizioni verificabili. Ora, siccome in economia, come forse alcuni di voi sanno, la verificabilità è una cosa estremamente controversa, non ci sono strumenti ovvi come possono esserci nelle scienze dure in cui si producono gli esperimenti in condizioni controllate, allora questo vuol dire che questa posizione teorica che si chiama sperimentalista, che appunto affida alla verifica la validità delle ipotesi di partenza, anche le più pazze, in realtà è un via libera per l'arbitrio più assoluto. Ecco, ora io volevo parlare del dissenso. Ecco, i dissensi di cui io voglio parlare nel caso di Hirschman sono in realtà tre. Uno è il dissenso rispetto alla posizione ortodossa, e qui c'è un punto che ho appena visto, ma che vorrei sviluppare con la contrapposizione fra quello che gli economisti chiamano crescita e quello che invece si chiama sviluppo, che sono due cose diverse. Ecco, ma il secondo dissenso di cui voglio parlare è una discussione critica di Hirschman all'interno dell'eterodossia. E questa discussione si è svolta all'interno di una contrapposizione fra due concetti, sviluppo equilibrato e sviluppo squilibrato. Quindi questo è un dissenso interno al dissenso. Ma c'è una terza posizione che secondo me è quella più interessante e che forse ci consente di arrivare al cuore dell'importanza di questo autore, è il dissenso rispetto a se stesso.
nel senso che continuamente nella sua vita Hirschman ha rimesso in gioco le sue proprie conquiste teoriche o empiriche, le sue proprie osservazioni. È quello che lui ha chiamato procedimento di autosovversione. Ora questo è qualcosa che effettivamente lo rende abbastanza ancora più eterodosso degli eterodossi, perché è abbastanza inconsueto trovare una persona che in qualche modo è in grado di, con coraggio, rivedere la propria posizione e anche addirittura rovesciarla. E in questo credo che va vista la grande influenza che ha esercitato su di lui Hirschman. Ecco, una cosa che vorrei dire rapidamente è che nella gioventù di Hirschman, quando era ancora ragazzo, ha fatto letture importanti che hanno condizionato, credo in maniera significativa, il suo modo di ragionare, di Hegel, Marx, Simmel e Lenin. Ecco, questi autori sarebbe possibile dimostrare che hanno esercitato un'influenza anche, in maniera anche critica, ma però sicuramente importante. Ecco, dirò qualcosa su questo contrasto fra crescita e sviluppo, cercherò che quindi un dissenso rispetto all'ortodossia. Ecco, mi rivolgo rapidissimamente agli economisti, che sono forse una minoranza, ma però potrebbero, per capire quando io parlo di crescita, far riferimento a un articolo di un economista che si chiama Solow, che ha scritto nel 1957 un articolo che si chiama Crescita aggregata e progresso tecnico. Ecco, con il senno di poi si può dire che quella nozione di crescita è diventata prevalente e purtroppo quando uno va anche nei paesi in via di sviluppo trova che ragionano con questo schema. È un disastro, secondo me, ma ha, per così dire, stravinto. La posizione che invece proponeva Hirschman è stata proposta un anno dopo, nel libro Strategia dello sviluppo economico. Allora lasciatemi dire qualche cosa per chiarire questo dissenso. A metà degli anni 50 alcuni economisti hanno cominciato a dire: ma noi non possiamo andare nei paesi in via di sviluppo con la stessa teoria che voi ci proponete per i paesi sviluppati, perché i problemi sono diversi. E allora hanno cominciato a dire: fondiamo una sottodisciplina che si chiama economia dello sviluppo. Quindi si contrapponeva, almeno nei termini, l'economia dello sviluppo, che era proposta per i paesi in via di sviluppo, e l'economia invece economics, che si basava sulla crescita. Qual è la differenza? Ecco, la crescita, intanto un punto che poteva essere apparentemente un punto d'accordo fra queste due scuole poteva essere questo, che lo sviluppo si occupa di problemi strutturali. Ma cosa vuol dire problemi strutturali? Ecco, si sosteneva allora, gli ortodossi sostenevano, che i problemi strutturali erano descrivibili come i problemi legati al passaggio di un'economia dall'agricoltura all'industria e poi eventualmente al terziario. Quindi era un problema di passaggio da un settore all'altro e guardando all'indietro la storia economica si diceva: questa è una specie di legge naturale che ci porta dall'agricoltura verso i servizi passando attraverso l'industrializzazione. E gli ortodossi dicevano: ma questo passaggio è sì ancora presente nei paesi in via di sviluppo, ma noi non ce l'abbiamo più, noi che siamo paesi avanzati. Quindi i paesi avanzati non hanno più un problema di sviluppo, ma hanno un problema di crescita. Cosa voleva dire crescita? Voleva dire che in qualche modo i paesi sviluppati avevano solo il problema di espandersi indipendentemente dalla modifica dei settori. Quindi in questo senso il concetto aggregato complessivo di prodotto interno lordo, PIL, diventava un modo per descrivere l'andamento dei paesi in via di sviluppo, mentre gli altri dei paesi sviluppati, perché appunto non c'era più un problema di composizione. Il problema era di cercare di espandere queste economie secondo questo percorso che era in qualche modo prefissato dalla teoria che vedeva questo percorso come tracciato da due forze.
Uno, l'aumento della produttività del lavoro, cioè la quantità di prodotto per ogni lavoratore, e questa era una prima forza trainante. La seconda forza trainante era l'offerta di lavoro, cioè la quantità di lavoro che è disponibile a lavorare. E questa concezione, per i paesi sviluppati, è tuttora oggi dominante. Non so se quante volte voi avete sentito martellare nelle orecchie che bisogna aumentare la produttività. Ma cosa vuol dire aumentare la produttività? Vuol dire aumentare di più la stessa cosa. Cioè lo stesso prodotto deve essere aumentato per ogni unità di ora lavorata, per ogni unità di addetto, ma è lo stesso prodotto. Questa è una forza trainante. L'altra forza trainante è lo scongelamento dell'offerta di lavoro. Ora, siccome si sostiene che queste economie, dice la teoria, sono sempre in pieno impiego perché si basano su una flessibilità dei salari tali per cui sia sempre in pieno impiego, bisogna scongelare l'offerta di lavoro. E come si fa? Si fa, per esempio, allungando l'età prima della pensione, e quindi si scongela una parte di lavoratrici o di lavoratori, oppure si fa lavorare di più. E come si fa? Per esempio abbassando i salari si costringono le persone a produrre di più da un lato e a mettere più ore dall'altro. Oppure in teoria si potrebbe promuovere le nascite, quindi quozienti familiari che spingono a aumentare le nascite. Ecco, ma comunque le forze sono questa specie di produttività che in parte è legata allo sforzo, si sostiene, ma anche legata a un progresso tecnico che non si sa mai da dove viene, si chiama manna dal cielo perché appunto è esogeno, non è spiegato all'interno di questa spiegazione. C'è il pieno impiego e si spremono forze di lavoro facendo lavorare di più o riducendo gli incentivi alla pensione, cercando di aumentare quanto più possibile la durata lavorativa. Ecco, questa è la nozione di crescita, e in un certo senso questa teoria assomiglia un po' a quelle teorie biologiche che si chiamano preformiste, che consistono nel pensare che tutto sommato i paesi possono essere assimilati a un neonato che è copia in scala dell'adulto. Cioè il paese che non è cresciuto è identico all'adulto, soltanto che è un po' più piccolo e quindi produce un po' meno, ma è la stessa cosa. Ma c'era un'altra teoria che era stata proposta molto prima da Aristotele, che invece è la teoria epigenetica, che invece sostiene che l'espansione, la crescita biologica è basata sulla differenziazione e sulla trasformazione. Ecco, questa idea della trasformazione è totalmente estranea agli economisti. È come se pensassero che la crescita è come avere un palloncino che si gonfia per un po' e si ha un paese povero, si gonfia ancora un po' di più e si ha un paese ricco, ma è sempre lo stesso palloncino, perché produce sempre la stessa cosa, solamente con una produttività un po' maggiore e con più lavoratori o lavoratrici inseriti nel sistema. Quindi è un percorso prefissato che conduce un paese dall'arretratezza verso la modernità, la ricchezza. Sono stadi prefissati. Ora, questo discorso degli stadi prefissati è analogo a quello che stavolta si dice, che si chiama TINA, cioè there are no alternatives, non ci sono alternative, c'è una specie di percorso naturale in cui solo se noi deviamo dalle prescrizioni del palloncino noi deviamo, ma se noi seguiamo invece quello che è il percorso prefissato, seguiamo il percorso dei paesi più ricchi, allora è sicuro che il paese povero arriverà al paese ricco. E com'è che si dice che arriverà? Se, per così dire, produce o forma o costruisce i prerequisiti dello sviluppo che sono tratti dall'esperienza apparentemente dei paesi sviluppati. E cosa sono? Per esempio il fatto che c'è una buona scuola, il fatto che ci sono persone che decidono sulla base della razionalità e non invece dell'irrazionalità, il fatto che ci sia molto risparmio e quindi si possa accumulare questo risparmio. Questi sono i cosiddetti prerequisiti dello sviluppo. Ecco, adesso cambiamo scena
E passiamo invece, prerequisiti della crescita, volevo dire, passiamo invece allo sviluppo. Ecco, ora il fatto di poter parlare di un paese in via di sviluppo negli anni 50 e non dei paesi sviluppati ha per così dire dato una maggiore libertà di pensiero a questi economisti eterodossi, perché si sono sentiti meno vincolati da queste gabbie concettuali che ho appena descritto e hanno detto ma questi paesi in realtà funzionano sulla base di principi molto diversi e c'è diciamo, un'idea di Hirschman è che diciamo, nei paesi in via di sviluppo c'è un mucchio di risorse che non sono utilizzate e sono appunto lo sviluppo, dice, non dipende tanto dal trovare combinazioni ottimali di risorse e fattori di produzione dati, quanto dal richiamare e dall'arruolare per lo sviluppo risorse e capacità nascoste, disperse o male utilizzate. Ecco, questo è un punto di vista completamente diverso, perché la teoria ortodossa diceva che le risorse erano pienamente utilizzate, bisognava continuamente aumentarle, mettere nella fornace della crescita sempre nuovi lavoratori, ma tutto sommato il mercato, la concorrenza utilizzava tutti pienamente. Qui invece si dice no, qui c'è qualcosa che non funziona, c'è un meccanismo che non utilizza pienamente tutte le risorse, che sono nascoste, disperse o male utilizzate. E allora perché? Forse perché non ci sono quei famosi prerequisiti di cui si era detto prima. Ecco, una parte dell'argomento critico di Hirschman è contrario in radice all'idea di prerequisito. Perché se ci fosse da prendere sul serio il prerequisito, non potremmo spiegare alcunché. Perché dopo la rivoluzione industriale inglese si è prodotta una situazione che non aveva assolutamente nessun precedente, cioè era avvenuta la storia, il tempo, si poteva per così dire utilizzare il fatto che l'Inghilterra aveva introdotto dei cambiamenti per quanto riguarda l'industria dei macchinari, per esempio, eccetera, quindi il paese che veniva dopo poteva per così dire non ripercorrere, non era obbligato a ripercorrere la stessa strada e poteva inventare delle strade diverse. C'era un storico economico molto importante che ha avuto un'influenza molto importante su Hirschman, si chiama Gerschenkron, che appunto ha argomentato che appunto il tempo è qualcosa che deve essere sempre preso in considerazione oltre che lo spazio e che gli economisti invece negano entrambi, e cioè il fatto che ogni paese si trova in ogni momento a poter utilizzare dei grandi vantaggi dovuti al passare del tempo e anche magari essere svantaggiato. Ora, moltissima parte, non ci sarà tempo di parlarne, ma moltissima parte della riflessione di Hirschman riguarda i vantaggi dell'essere ultimo e anche gli svantaggi. Cioè una disamina attenta e cruda, per così dire, di ciò che vuol dire essere paese in via di sviluppo. Non è solo una disgrazia, ma ci possono essere anche delle possibili opportunità, delle fortune. Questo apre delle possibilità di uscita dalla condizione di sottosviluppo, anche perché dobbiamo riflettere sul fatto che nella storia economica uscite dal sottosviluppo, nella storia umana, sono state numerose. Quindi questo è un punto importante. Ecco, qui c'è un punto che va chiarito, quindi. Perché ci sono queste risorse inutilizzate, disperse, non utilizzate? Ecco, l'ostacolo principale, dice Hirschman, non è l'assenza dei prerequisiti, ma l'incapacità di prendere decisioni da parte di agenti pubblici e privati nella dimensione e nella tempistica necessarie per sfruttare nella situazione data le potenzialità esistenti. I processi decisionali sono considerati come dominati non dalla scarsità di fattori, ma dalla confusione, influenzati da segnali ambigui e contraddittori e soprattutto dall'incertezza su come risolvere in sequenza i molti problemi tecnologici, amministrativi, finanziari e di domanda che man mano si pongono. Quindi l'incertezza è l'elemento cruciale e la strozzatura, quello che manca veramente è la capacità di prendere decisioni. Ora voi capite che questa incertezza e capacità di prendere decisioni non è una cosa che riguarda gli anni 50 e i paesi di sviluppo, ma è una cosa
pervasiva nel capitalismo ed è particolarmente presente, come voi potete immaginare, nella situazione attuale. E io credo che questo rende i ragionamenti di Hirschman particolarmente attuali. Ecco, un altro punto importante è che nel suo schema di ragionamento figurano come variabili endogene, cioè quindi spiegabili all'interno del suo discorso, sia variabili economiche che politiche. Ora, questo ha delle implicazioni importanti, nel senso che lo Stato non è considerato in astratto, come in tutti i libri di economia, come o un personaggio onnisciente e onnipotente oppure un cretino corrotto, cioè si va da queste due possibili, cioè nei libri di testo di economia più di destra lo Stato è sempre pessimo, cioè, protegge le rendite, le corruzioni più terribili, che in parte sarà anche vero, ma si può generalizzare questo, e dall'altra invece si dice che lo Stato invece sa tutto, è completamente alieno da conflitti di interesse, eccetera. Ora invece il ragionamento di Hirschman è invece di rendere endogene sia l'economia che la politica. Ecco, ora c'è uscita una biografia su Hirschman di un certo Adelman, che è di circa 800 pagine, recentemente, in cui viene fuori una cosa interessante, che però si poteva immaginare, e cioè mentre scriveva Hirschman quel libro del 58, furiosamente sottolineava e leggeva Hayek e anche altri campioni del conservatorismo. E anzi lui ha terrorizzato questo fatto, cioè c'è una bellissima citazione di Burke, Edmund Burke, il conservatore inglese che nel 1790 ha scritto un libro in cui diceva che la rivoluzione francese era un disastro e che l'Inghilterra poteva andare in rovina se qualcuno di quei principi avesse passato la manica. Ebbene, Burke diceva: il nostro antagonista è quello che ci aiuta, perché ci aguzza il nostro ingegno, rinsalda i nostri nervi e in qualche modo ci fortifica. Ecco, questo punto è un punto che Hirschman ha sempre, per così dire, considerato, e quindi, per così dire, si può leggere, io credo, quel libro, La strategia dello sviluppo economico, come un tentativo di prendere sul serio alcuni dei punti di Hayek, ma rifiutare completamente le sue prescrizioni. Fatemi dire qualcosa su questa differenza che mi sembra cruciale. Cosa aveva detto Hayek? Ecco, Hayek era uno di quelli che aveva criticato la possibilità di pianificare centralmente un'economia, sostenendo che era impossibile il calcolo economico, che diciamo in sostanza il motivo per cui non si poteva centralizzare completamente l'economia aveva a che fare col fatto che le conoscenze sono distribuite, disperse tra le persone. Questo è un buon colpo, è un buon punto, è vero, e che lo Stato non possiede tutte le conoscenze che una pianificazione centralizzata dovrebbe conoscere. Questa è un'osservazione che, diciamo, però era associata a un ragionamento che invece è molto discutibile. E cioè lui diceva: c'è però una possibilità di utilizzare tutte queste conoscenze disperse nella società, ed è il mercato, perché il mercato ha questa funzione di coordinamento delle decisioni, e cioè le persone, senza accorgersene, in realtà nel momento in cui massimizzano il profitto, in cui si rivolgono al consumo e quindi massimizzano l'utilità, eccetera, in qualche modo mettono in moto un meccanismo di coordinamento dei soggetti che hanno tutte queste conoscenze disperse e riassumono, condensano le loro informazioni, le loro conoscenze nei prezzi. Quindi i prezzi sono, per così dire, degli indicatori che sono contenitori di conoscenze, e quindi in qualche modo è un'economia che in qualche modo lascia libero il mercato di muoversi liberamente, coordina senza bisogno di uno Stato tutte queste decisioni e diciamo, utilizza al meglio le conoscenze disperse. Ecco, la tesi c'è una differenza fra l'ordoliberalismo e il marginalismo, perché l'ordoliberalismo a cui si fa
Hayek, che è quello che anche poi ha avuto grosso peso in Germania, è nato in Germania a Friburgo e poi è tuttora molto presente nella formazione degli economisti tedeschi, non è esattamente il laissez-faire, perché il laissez-faire sarebbe lo stato minimo. Invece l'ordoliberalismo, che è una variante dell'economia ortodossa, dice lo Stato deve essere forte per garantire gli istituti che presidiano la concorrenza. È qualcosa che in qualche modo noi vediamo in controluce quando vediamo queste authority, che secondo me sono praticamente inesistenti, che però di fatto avrebbero lo scopo di presidiare quello che è l'elemento principale, secondo questa concezione, cioè il bene supremo che è la concorrenza. Ora dice Hirschman, è buffo che in fondo questi economisti danno alla concorrenza il monopolio del coordinamento. Quindi c'è questo gioco di parole fra la concorrenza e il fatto che la concorrenza è diventato il monopolio degli strumenti di coordinamento. Ecco, l'idea di Hirschman è che la concorrenza è uno strumento troppo fragile per coordinare le decisioni. All'inizio troppo fragile per i paesi in via di sviluppo, ma poi man mano ha, esteso il suo ragionamento anche ai paesi sviluppati. E allora qual è l'agente collante delle decisioni? Com'è che si può effettivamente risolvere il problema, che Hayek aveva posto dell'assenza di uno Stato centralizzato onnipotente in un'economia sottosviluppata in cui c'è bisogno però di un intervento pubblico per smuovere la situazione? Ecco, allora a questo punto propone questo concetto che sono le connessioni come agenti collanti dello sviluppo. Cioè, invece dei prezzi che non hanno questa funzione, non riescono a fare questa operazione di incollamento delle relazioni e delle conoscenze, lo sviluppo è definito come un problema di coordinamento di decisioni sequenziali in una situazione di profonda incertezza e di diffusa inadeguatezza nella capacità di prendere decisioni. Ecco, non possono essere i prezzi relativi, come avevo detto Hayek, né l'astratta capacità amministrativa di uno Stato centralizzato. Gli agenti collanti sono appunto le connessioni. Cosa sono queste connessioni? Sono forze che generano investimenti e diversificazione di prodotti. Qui ci stiamo avvicinando all'idea quindi non del palloncino, ma di un'altra cosa. Non un'espansione della stessa cosa come dilatazione in scala di un embrione, ma invece un processo di diversificazione continua, di variazione continua, di produzione di varietà di prodotti. Ecco, ora vengono distinte quindi queste forze inizialmente in due categorie, cioè si parte dal fatto che in economia si trovano, a partire, faccio un esempio, faccio un esempio, supponiamo di prendere una filiera che produce mobilio e abbiamo varie stadi, dalla meccanica, poi si hanno macchine da taglio, poi si operano operazioni che fanno il taglio dei tronchi, poi c'è la segoria, poi c'è il mobilio. Questa è una schematizzazione di questa cosa. Ma supponiamo di essere un'economia sottosviluppata in cui queste attività ce n'è presente solamente una, per esempio. Oppure nessuna e semplicemente si stanno importando dei mobili dall'esterno. Quello che dice Hirschman è che se si comincia a attuare per esempio un'attività che sostituisce le importazioni e per esempio produce mobilio, poi ci sono delle forze abbastanza automatiche che spingono gli imprenditori a colmare il vuoto esistente investendo nelle fasi che sono a monte. E quindi queste fasi, che possono essere la segheria e poi il taglio di tronchi, poi la macchina da taglio, poi la meccanica, sono per così dire degli eventi successivi che inizialmente non c'erano, che man mano costruiscono la filiera attraverso investimenti. Allora cosa può fare lo Stato? Ecco, gli economisti nei paesi di sviluppo dicevano ma dobbiamo prima fare gli investimenti in infrastrutture, in energia, in strade, eccetera, in energia elettrica, acciaio, oppure dobbiamo partire invece
da spese, da investimenti produttivi tipo mobilio o altre cose. Allora Hirschman dice, ma ci sono delle sequenze che sono, per così dire, più obbligate di altre, più cogenti. E allora se io, diciamo, aiuto a costruire delle filiere che risalgono la corrente, per esempio dal mobilio vanno indietro fino alla segheria, eccetera, c'è un risparmio di quella che è la carenza fondamentale, la capacità di decisione degli imprenditori, perché saranno gli stessi imprenditori che, per così dire, svolgono questa attività. Quindi c'è una parte indotta, ma una parte, per così dire, automatica. Ora, questa differenza fra sequenze automatiche e sequenze, per così dire, promosse, discrezionali da parte dello Stato, è molto importante perché ci aiuterebbe oggi, per esempio, a capire il governo se sta mettendo delle iniziative di tipo, come dire, certo, automatico, oppure semplicemente promuove delle possibilità. Io credo che, per quanto riguarda, adesso faccio un rapido escurso sul moderno, se noi vediamo gli interventi sul cuneo fiscale, sul costo del lavoro, se noi vediamo anche gli interventi sul mercato del lavoro, se noi vediamo la stessa importanza attribuita alla politica monetaria, tutti questi sono degli interventi di tipo non diretto, ma mediato, nel senso che io devo aver bisogno già di un'attività in atto o di una domanda perché questo possa svolgersi. Altrimenti non sto facendo altro che regalare dei soldi a persone che già, diciamo, stanno attuando la loro attività, ma non sto promuovendo una nuova attività. Per questo sarebbe molto diverso se venissero attuate misure tipo New Deal, Pink New Deal, come aveva proposto in genere, o anche non Pink, ma insomma comunque creazione di lavoro diretto, perché almeno saremmo sicuri che la prima connessione sarebbe efficace e poi ci sarebbero poi delle altre. Quindi, per ritornare alle connessioni, abbiamo delle connessioni a monte e delle connessioni a valle, nel senso che se io sono, per esempio, a metà e ho delle macchine da taglio, posso pensare che queste macchine da taglio possono servire a promuovere iniziative che utilizzano le macchine da taglio e quindi a valle taglio di tronchi, segheria e mobilio. Quindi a seconda che vado indietro o avanti ho delle connessioni a monte o a valle. Ma ho anche delle connessioni orizzontali, e cioè dalla meccanica verso il mobilio, ma poi ci sono dei sottoprodotti, truccioli, carta, oppure macchine da taglio, canale a zucchero e produzione. Alla fine, e mi scuso per l'inglese, adesso abbiamo tutto il complesso, abbiamo delle connessioni orizzontali e verticali. E quello che voglio sottolineare è che quello che è avvenuto non è soltanto un'attività economica indifferenziata, ma si sono prodotti delle nuove produzioni e nuove competenze. Cioè l'attivazione di connessioni dà luogo alla necessità di risolvere problemi e nell'attività anche le competenze vengono attivate. Cioè, non so se voi siete al corrente di quella discussione che c'è stata tra Vygotsky e Piaget per quanto riguarda chi precede chi. Se la pratica precede il pensiero, e Piaget prima aveva detto ma prima si pensa e poi dopo si agisce, poi dopo che Vygotsky aveva detto ma guarda che c'è il contrario, prima si agisce e nell'azione si modifica il pensiero. Ecco, qui siamo esattamente in questo mondo, nel senso che se si attivano delle iniziative anche il pensiero si mobilita. Anche qui siamo di fronte in fondo all'idea dell'antagonista che ci sollecita. Abbiamo un problema, un problem solving, questo ci attizza i nostri, focalizza la nostra attenzione e su questo dobbiamo concentrare la nostra competenza e quindi è questo che, per così dire, dà luogo ad un risultato. Quindi l'idea di Hirschman è che lo sviluppo è sì produzione di prodotti nuovi, quindi varietà, ma anche istruzione, accrescimento di competenza. È questo che cambia rispetto alla visione del palloncino. Tutte e due le cose, sia il fatto che le competenze in qualche modo possono in qualche modo svilupparsi proprio perché partono dall'azione, sia il fatto che
la crescita, o se vogliamo meglio dire lo sviluppo, è qualcosa che dà luogo a una varietà di prodotti. Ecco, e qui Adam Smith è stato, per così dire, maltrattato, perché gli economisti ortodossi hanno preso di Adam Smith solo il discorso della fabbrica degli spilli, della divisione del lavoro, eccetera. Ma Smith era ricchissimo, ha parlato anche del fatto che più si specializza il lavoro, più si diventa cretini. E c'è una pagina bellissima sul fatto che è necessario invece cercare di far sì che le persone possano in qualche modo avere qualcosa in più della pura ripetitività del lavoro, perché devono essere in grado di conversare e, se necessario, dice lui, andare a combattere per difendere la patria. Quindi ci vuole l'istruzione, la semplice spremitura delle energie attraverso la fabbricazione a lasciarlo di compiti sempre più suddivisi ci porterebbe malissimo. Ecco, ma lui ha detto anche questo, che la grande moltiplicazione dei prodotti, cioè le cose di cui stiamo parlando, di tutte le varie arti, in conseguenza della divisione del lavoro, è all'origine di una società ben governata, di una generale prosperità che estende i suoi benefici fino alle classi più basse del popolo. Ecco, quindi che cosa stiamo di fronte? Siamo di fronte ad una situazione in cui invece di avere un palloncino che si gonfia, abbiamo invece una specie di ventaglio di prodotti che certo hanno la divisione del lavoro, ma questo ventaglio di prodotti si può verificare oppure non si può verificare, perché non è detto che quelle connessioni che ho detto si verificano, possono anche non verificarsi mai, e allora rimarremo in un deserto di prodotti. Ma se invece queste connessioni vengono, per così dire, stimolate e sorrette, allora possiamo pensare di... ecco, adesso vi farò vedere una cosa che riguarda l'oggi e che sempre riguarda il problema della diversificazione. E questa è una cosa che io credo che sia importante. Cioè, la diversificazione ha due dimensioni possibili. Una è la diversificazione fra i prodotti ed è segnata sull'asse orizzontale. Sono il numero delle categorie dei prodotti esportati dai singoli paesi. Allora noi vediamo che, per esempio, i paesi sono diciamo, caratterizzati da ogni punto è un paese. Allora gli Stati Uniti, per esempio, hanno un'alta diversificazione fra i prodotti, nel senso che esportano sia automobili che pennelli da barba, che varie cose, eccetera. Però sull'asse verticale c'è un'altra cosa, cioè il numero, quello che si chiama diversificazione verticale, cioè per ogni dato categoria, per esempio automobili, quante fasce di prodotti ci sono. C'è la Panda, la Smart, da un lato la Mercedes, eccetera, e quindi c'è una diversificazione, per così dire, per fascia. Allora, quello che si vede è che i paesi più ricchi, che sono sulla parte destra, sono quelli che hanno cumulato sia un'elevata diversificazione fra i prodotti, ma anche entro i prodotti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la concorrenza avviene, per i paesi più ricchi, avviene soprattutto sulle fasce, quindi sulle qualità. È tutto il contrario di quello che ci diceva la teoria della crescita, perché la teoria della crescita diceva c'è la concorrenza di prezzo, dobbiamo produrre di più, perché se abbiamo i prezzi più bassi riusciamo a vincere sul mercato. Ci dice un'altra cosa, lo sviluppo dei paesi avviene mediante la diversificazione, se si riesce a farlo. Se non si riesce a farlo si rimane poveri. Quindi i paesi più poveri sono quelli che sono riusciti poco a diversificarsi. Quanto più ci si diversifica e il sistema diventa più complicato, anche diventa possibile diciamo, moltiplicare le fasce dei prodotti. Possiamo anche dire che purtroppo è la divaricazione nella disuguaglianza dei redditi che consente questa divaricazione di fascia. Per cui c'è quello che compra il prodotto che costa poco e quell'altro, questo è anche detto. Però comunque c'è una varietà sia dei prodotti che fra i prodotti. Ecco, i paesi più poveri invece, che sono alla parte sinistra, sono invece quelli che hanno bassa diversificazione fra i prodotti e all'interno dei prodotti praticamente nulla. Ecco, quindi questo ci dà un'idea quindi di come avviene la concorrenza e di quali sarebbero, come dire, le circostanze che
potrebbero essere attuate anche nella situazione attuale, perché un concetto di sviluppo, a differenza di uno di crescita, punta proprio l'attenzione sulla diversificazione dei prodotti e sulla qualità dei prodotti e quindi sulla concorrenza basata sulla qualità. Ecco, volevo, prima di concludere, dire ancora non riuscirò a dire una cosa che mi stava a cuore, ma pazienza, bisogna pur sempre rinunciare a qualcosa, e cioè dirò qualcosa sullo sviluppo equilibrato e squilibrato. Ecco, contro gli eterodossi che appunto accettavano l'idea dello sviluppo contro la crescita, che si chiamavano Nurkse e Rosenstein-Rodan, che proponevano di fare un piano, di progettare simultaneamente un intervento su una pluralità di settori e quindi cercare in questa maniera di rompere l'arretratezza con quello che si chiamava Big Push, una grande spinta. Hirschman dice: ma noi non siamo capaci di fare tutte le cose insieme, perché le nostre competenze, e questo è il punto di partenza, sono scarse. E quindi come possiamo pensare di avere la possibilità di fare un piano completo quando siamo in una situazione così disastrata? Meglio fare un passo alla volta e creare una situazione per cui si crea uno squilibrio, quindi lo sviluppo squilibrato, e lo sviluppo squilibrato in qualche modo attiverà delle azioni che sono di tipo sia economico, automatico, che anche politico, per risolvere la disuguaglianza iniziale. Quindi c'è un'idea secondo cui lo squilibrio, nei limiti in cui si può pensare che sia autocorrettivo, è positivo. È il contrario dell'altra teoria, che invece dice che l'equilibrio è un momento meraviglioso dell'economia. Qui invece no, dobbiamo provocare degli squilibri, e fa l'esempio, per esempio, provochiamo una industrializzazione su un settore, non su tutti i settori perché non siamo capaci, ci sarà poi una carenza di energia elettrica, a quel punto ci saranno delle forze che dicono: dobbiamo, per così dire, supplire a questa carenza, e quindi facciamo le centrali. Ma se noi cominciamo a fare le centrali, poi chi è che farà poi l'industrializzazione? Nessuno. Siamo di fronte ad una semplice possibilità, ma non c'è nessuna cogenza assoluta. Di qui quindi la polemica contro lo sviluppo equilibrato. Ecco, questa idea dello sviluppo squilibrato gli ha dato una sofferenza, perché nel 69 c'è stato un colpo di Stato in Argentina e sono venuti i generali. E un sostenitore dei generali, dato Hirschman, gli ha detto: ecco, vedi che anche noi abbiamo seguito la strada che ci hai indicato. Tu ci proponi uno sviluppo squilibrato, noi come giunta militare stiamo promuovendo la crescita puramente economica, e poi dopo seguirà lo sviluppo delle libertà politiche, ma sarà una cosa successiva. Allora lui riflette su questo e allora dice: ma io avevo ragione allora, ma perché, riflette su questo, e qui la sua capacità di autocritica, avevo ragione allora, ma parlavo di un squilibrio interno ai settori dell'economia, in cui quello che teneva insieme i vari settori, che potevano essere fra loro collegati dalle connessioni, era una relazione fra fattori e prodotto, cioè una relazione tecnologica. C'era un sistema, per così dire, che poteva funzionare meglio se aveva tutti questi stadi precedenti e successivi. Ma nel terreno del passaggio tra l'economia e la politica esiste la stessa necessità per cui un'economia che si sviluppa ha poi necessariamente come portato uno sviluppo anche della libertà e delle provvidenze sociali, delle spese per il welfare, eccetera. Questo oggi su 24 Ore c'è un articolo che tratta esattamente questo tema di Eichengreen, che vuole convincere la Cina
a passare da un'economia puramente basata sugli investimenti, sulla comprensione dei costumi e del welfare, a una fase invece di espansione della domanda. E dice, guarda come hanno fatto l'Inghilterra, che anche loro hanno a un certo punto sono passati in maniera lieve dall'economia verso l'aumento del suffragio universale e poi hanno dato luogo a tutele del welfare. Ma il caso è che l'Inghilterra è un paese che, per così dire, essendo il primo che è in anticipo rispetto agli altri, dice Hirschman, ma in un altro, non rispondendo a Heidegger, ma diciamo, all'interno di questo ragionamento, dice uno dei potenti argomenti che ostacolano il passaggio dallo sviluppo economico allo sviluppo politico è l'argomento che ha usato Hayek della cosiddetta messa a repentaglio. Nel libro La via della schiavitù, Hayek nel 1943 diceva: se noi appena lasciamo che lo Stato prenda piede, subito ci troviamo con la Russia di Stalin. Quindi dobbiamo, per così dire, quindi evitare di passare alle riforme sociali, perché è una strada senza fine. Per cui se noi introduciamo una libertà nuova, il welfare, i diritti sociali, perdiamo le libertà individuali e il suffragio universale. Quindi la tesi che Hirschman discute nel libro che io vi consiglio molto, si chiama Retorica dell'intransigenza, è appunto la cosiddetta tesi della messa a repentaglio, che se io introduco una riforma su un terreno, quello per esempio del welfare, devo per forza necessariamente rinunciare a qualcos'altro. Ecco, in realtà questa cogenza, cioè è un argomento retorico, dice Hirschman, che non ha nulla di razionale, ma altrettanto non è nulla di inevitabile il fatto che un'economia passi da uno sviluppo economico sotto la giunta militare all'apertura delle libertà politiche, perché qui non siamo di fronte, come nel caso delle connessioni, a una specie di struttura di sistema che deve stare insieme compattamente, perché possiamo avere appunto uno sviluppo dell'economia eventualmente, ma contemporaneamente possiamo avere argomenti, c'è qualcuno che dice già, ma non siamo ancora abbastanza solidi, rimandiamo ancora, non siamo pronti, che è esattamente la discussione che si fa in Cina, che dice ma lo faremo domani, la cosiddetta politica dei due tempi, che noi conosciamo, cioè facciamo questo e poi dopo faremo quest'altro, ma intanto questo può essere prolungato all'infinito. Quindi, dice Hirschman, in realtà quel ragionamento dello sviluppo squilibrato non può essere pensato come un discorso astratto, generalizzabile, ma deve essere contestualizzato, bisogna vedere se ci sono effettivamente delle forze che spingono nella direzione del recupero degli automatismi oppure no, non possiamo generalizzarlo. E allora, se voglio concludere con questo punto, c'è un'idea di base che noi troviamo in tutti gli scritti di Hirschman e che secondo me va recuperata, cioè l'idea di non rimanere imprigionati in un sistema rigido, anche un sistema rigido da lui stesso costruito, perché lì l'influenza di Colorni è stata importante. Colorni ha scritto un libro che è stato ripubblicato col titolo La malattia della metafisica. Qual è la tendenza umana, spiegabile, ma con cui dobbiamo combattere con noi stessi? Quello di, per così dire, proiettare sulla realtà i nostri desideri. Quindi uno che volesse, per così dire, vedere nella dittatura una fase temporanea è destinato a, come dire, sopravvalutare la necessità cogente che porta dalla dittatura alla libertà, quando questa necessità dovrebbe essere verificata in concreto, ma non può essere data in astratto. Se noi la concepiamo in astratto, stiamo in realtà proiettando sulla realtà i nostri desideri. E questo, dice Hirschman, è qualcosa che è all'origine di ogni errore umano.
Cioè cita una frase di Kafka che è bellissima, forse ce l'ho qui, ma... Ecco, questo in fondo. Tutti gli errori umani sono dovuti all'impazienza, ad un'interruzione prematura dei procedimenti metodici. Ecco, questa interruzione prematura perché avviene? Perché in qualche modo uno, come dire, si accontenta di poco, si accontenta del lieto fine, gli piace per così, oppure anche del contrario, per raccontare una situazione completamente catastrofica da cui però si può uscire solo con la rivoluzione. Quindi lui in realtà critica entrambe queste posizioni, sia quella pseudo-ottimistica che come dire, si ferma nel momento dell'ottimismo e non va oltre per vedere le controtendenze, sia quella ultra-pessimistica che si ferma quando vede la catastrofe, per esempio critica se stesso da giovane che aveva, per così dire, raccontato la storia del rapporto fra centro e periferia, dice ma questi sono solamente un momento dell'analisi, dobbiamo invece andare oltre e vedere se, dati i rapporti di potere asimmetrico fra centro e periferia, non ci sono delle forze che operano in controtendenza. Ecco, questa abitudine a vedere le forze in controtendenza è una cosa che, secondo me, non è diffusa. E credo che a questo forse dovremmo cercare di ritornare, sia per non raccontarci delle balle, sia positive, sia per non raccontarci delle catastrofi che in qualche modo anche loro ci rassicurano le nostre convinzioni più profonde. In realtà le nostre convinzioni più profonde devono essere messe in gioco dalla realtà che, per così dire, è esterna al nostro occhio e, per così dire, questo occhio esterno dovremmo, per così dire, recuperarlo.